Collocato stamani presso l'abside della chiesa di San Giorgio ad Agrigento un pannello allestito in mosaico con maioliche antiche che rappresenta l'immagine di San Giorgio. L'opera è stata realizzata dagli alunni dell'Istituto Leonardo, guidati dal professore Giuseppe Callea, che ne ha curato anche la progettazione. Il tutto accompagnato dalla banda e dal coro dell'istituto. Alla cerimonia sono intervenuti anche il direttore dell'ufficio diocesano, padre Giuseppe Pontillo, e la dirigente scolastica Enza Ierna. Il liceo Leonardo da alcuni anni ha adottato la chiesa di San Giorgio e ha fatto varie attività per cercare di valorizzarla e farla conoscere al territorio. Evidentemente un'attività che oggi si conclude è stata quella di realizzare un pannello nelle ore extrascolastiche che raffigura l'immagine di San Giorgio. Oggi abbiamo proceduto a questa collocazione e ringraziamo il Don Pontillo per aver dato l'opportunità ai ragazzi di realizzare quest'opera, ma principalmente di aver dato l'opportunità di lavorare insieme. I ragazzi si sono impegnati tantissimo e hanno cercato in tutti i modi di realizzare qualcosa che possa essere anche un'attrattiva in più per questo luogo splendido che è la piazza antistante alla chiesa di San Giorgio e la chiesa stessa. Momento molto importante, il liceo scientifico Leonardo che da tempo ha adottato la chiesa di San Giorgio, prima con i pannelli didattici, ora con un'opera contemporanea del maestro Callea che raffigura San Giorgio, una presenza della scuola attiva nel centro storico. Già il Leonardo svolge l'alternanza scuola-lavoro con il Museo Diocesano e Percorsi Arte e Fede e dobbiamo ringraziare a questo punto anche la dottoressa Ierna, la preside, per la disponibilità che insieme al corpo docente hanno dato, e tutti i ragazzi, perché stanno dimostrando un'attenzione, una sensibilità particolare non solo per i monumenti ma per il centro storico di Agrigento, che è vivo e del quale si devono sempre più riappropriarsi. Questo è un pannello, una pala d'altare che ritrae San Giorgio che uccide il drago. Tratto dalla leggenda aurea, è stato realizzato questo pannello attraverso la tecnica del trecandis inventata da Gaudì, cioè delle ceramiche rotte che diventano mosaico. Proprio in questa realizzazione sono state utilizzate delle piastrelle antiche, soprattutto per la costruzione del drago, delle piastrelle del Settecento di una casa nobiliare, e per quanto riguarda invece il corpo di San Giorgio e del cavallo, delle piastrelle antiche di Caltagirone e di Burgio. Il resto attraverso tonalità neutri di maiolica.